Sono Marco Zanini e sono papà di Michele, un bimbo di 11 anni che è autistico ad alto funzionamento. La diagnosi che ci arriva, che ci colpisce, è come un essere buttati in una nebbia. E sapere che c'è un faro, che c'è un punto di riferimento è importante, e l'ANGSA in questo è stata ed è un riferimento per capire di chi ci si può fidare, quali sono le cose che effettivamente servono ai nostri bambini e qual è il progetto che possiamo realizzare con loro e per il loro bene. Vedendo l'incontro tenuto anche quest'oggi mi convinco che è un'occasione importante per condividere e far conoscere la realtà di questi bambini e di questi ragazzi che spesso rischiano di essere un po' nascosti o scoperti tardi. E mi convinco sempre di più che quel che si dice, no? Cominciare presto e dedicare tutte le energie e le ore disponibili che si hanno a insegnargli quello che la natura non gli ha dato, no? Ma che possiamo dare noi con il nostro sostegno, con il nostro supporto, con le nostre competenze, e questa è una scommessa decisiva. E quindi la cosa bella è vedere una sala piena di genitori, di operatori, di insegnanti che ascoltano e che escono con la convinzione che lavorando insieme sulla stessa strada si può davvero migliorare la loro qualità della vita e dare loro gli strumenti per farcela, insomma, nella vita, perché queste potenzialità dentro ce le hanno, e quindi è un peccato se l'ambiente, quello che sta intorno gli impedisce di tirar fuori il meglio di quello che sono e di quello che possono essere.